Ciao ragazzi, bentornati al nostro appuntamento quotidiano. Oggi ci siamo imbattuti in una notizia clamorosa molto grave su Diego Armando Maradona. Rivelazioni shock sulla sua morte stanno emergendo e la gravità di queste accuse ci costringe a riflettere su quanto accaduto negli ultimi anni della sua vita. Diego non è solo un calciatore per noi, è una leggenda, un simbolo di Napoli e della passione calcistica. Il presidente del Trapani, Valerio Antonini, ha fatto delle affermazioni inquietanti che riaprono ferite mai chiuse. Le parole di Antonini ci spingono a chiederci cosa sia realmente successo e chi abbia avuto a cuore il benessere di Maradona. La sua morte non può e non deve essere solo un ricordo, deve diventare una questione di giustizia e verità. Oggi parleremo di queste rivelazioni sensazionali e del loro significato per noi tifosi, perché Diego merita di essere ricordato non solo come un grande del calcio, ma anche come l'uomo che ha saputo farci sognare. E mentre affrontiamo questo tema doloroso, ci prepariamo anche a discutere delle ultime novità sul Napoli, con la squadra che si prepara ad affrontare il Venezia. Antonio Conte ha le idee chiare sulla formazione e ci sono alcune scelte interessanti da analizzare. Rimanete con noi, perché ci sono aggiornamenti importanti anche sul rinnovo di un giocatore chiave della nostra squadra. Tifosi azzurri, questa notizia è un pugno nello stomaco, un colpo al cuore per chiunque ami Diego e la sua storia con Napoli. Io stesso faccio fatica a crederci, ma non posso restare in silenzio davanti a rivelazioni così scioccanti, perché Maradona è stato e sarà sempre il nostro dio calcistico, il nostro eroe eterno, l'uomo che ha reso grande questa città. Parlarne è un dovere per rispetto della sua memoria e della sua leggenda. Eppure oggi ci troviamo di fronte a un'accusa che fa rabbrividire, che lascia sgomenti. Valerio Antonini, presidente del Trapani, ha rilasciato dichiarazioni incredibili alla radio, sostenendo apertamente che Diego non è morto per cause naturali, ma che è stato assassinato. Assassinato, ripeto, è una parola che fa male, che gela il sangue, che riapre una ferita mai chiusa. Come può essere vero? Come può essere accaduto? Secondo Antonini c'era un preciso disegno dietro la gestione di Maradona negli ultimi anni della sua vita e il nome che emerge in tutta questa storia è quello di Mattias Morla, l'avvocato che avrebbe avuto un ruolo chiave nella gestione economica e personale di Diego. Le parole di Antonini non lasciano spazio a interpretazioni, dice chiaramente che Morla ha manipolato Maradona, che ha manovrato i suoi conti e che lo ha circondato di persone che invece di aiutarlo lo spingevano sempre più giù. Un'accusa pesantissima, se fosse confermata, sarebbe uno scandalo di proporzioni mondiali. Ma c'è di più, e qui viene il colpo che fa ancora più male al cuore dei tifosi azzurri. Antonini racconta che Diego amava Napoli fino alla fine, che aveva grande stima per De Laurentiis e che avrebbe voluto tornare in Italia. Se tutto questo è vero, se davvero Maradona voleva lasciare quel contesto e tornare nel paese che lo ha idolatrato, allora la sua morte assume contorni ancora più drammatici. Chi ha impedito a Diego di salvarsi? Chi lo ha costretto a restare in quell'inferno? E poi la questione economica, perché Maradona era un patrimonio vivente, non solo per il calcio, ma anche per chi gestiva i suoi beni. Antonini racconta che nel 2115, quando Morla inizia a rappresentarlo, c'è subito un cambio sospetto nel conto corrente su cui venivano versati i soldi di Diego. È lui a dire che gli fu chiesto di spostare i fondi su un nuovo conto gestito da Morla. A quel punto il dubbio diventa certezza. Qualcuno voleva controllare tutto il patrimonio di Maradona e a quanto pare lo ha fatto fino alla fine. Tutto questo è un dolore immenso perché noi a Napoli Diego lo abbiamo sempre visto come un semidio, un uomo fragile ma anche invincibile, un eroe capace di battere tutti e tutto. Ma qui il racconto è diverso, qui si parla di un Maradona debole, isolato, circondato da persone che invece di proteggerlo lo sfruttavano. Secondo Antonini c'era un piano preciso per tenerlo sotto controllo, per evitare che si allontanasse, per impedirgli di cambiare vita. E questo fa male perché Diego meritava di invecchiare felice e di essere libero di scegliere il suo destino. E ora, cosa succederà? La verità verrà mai a galla? Il processo in Argentina è solo all'inizio e ci auguriamo che finalmente si faccia chiarezza, perché Diego merita giustizia. Se davvero c'è stato un piano per distruggerlo, se davvero qualcuno ha approfittato della sua fragilità, tutto il mondo deve saperlo. Parlare di questa storia è doloroso, è sconvolgente, ma è necessario. Perché Maradona non è solo un ricordo, non è solo un simbolo, lui è Napoli e Napoli non lo abbandonerà mai.
Ragazzi, adesso le ultime su Venezia-Napoli. Il Napoli si prepara ad affrontare il Venezia e Antonio Conte sembra avere le idee chiare sulla formazione. Dopo le ultime 2 partite con Inter e Fiorentina, dove abbiamo visto una squadra finalmente con carattere, ora serve continuità. E attenzione, perché queste partite sono quelle che fanno la differenza. Sulla carta siamo più forti, ma se non entriamo in campo con la giusta mentalità, rischiamo di complicarci la vita. Conte questo lo sa benissimo e infatti pare intenzionato a confermare quasi tutti gli uomini visti nelle ultime uscite. Si va verso un altro 3-5-2 e la notizia più importante è che Raspadori sarà ancora titolare accanto a Lukaku. E qui vi chiedo subito, vi convince questa coppia? Raspadori sta vivendo un ottimo momento, 3 gol nelle ultime 4 partite, si sta prendendo sempre più responsabilità e Conte ha dimostrato di credere tanto in lui. D'altronde, in un sistema come quello di Conte, serve uno come Raspadori che sappia muoversi bene tra le linee e non dia punti di riferimento. A centrocampo la grande sorpresa potrebbe essere Gilmour, confermato titolare. Questo ragazzo sta facendo vedere qualità, corsa, intelligenza tattica, insomma, tutto quello che serve per giocare in un ruolo chiave come quello. Però la domanda è, Anguissa resterà ancora fuori? Il camerunese sta lavorando per tornare al top della forma e Conte sa quanto sia importante averlo al massimo per le partite decisive, ma adesso Gilmour sta facendo troppo bene per toglierlo, quindi sarà interessante vedere come evolverà questa situazione. Sugli esterni spazio ancora a Spinazzola, che ormai ha ritrovato quella spinta devastante che lo aveva reso uno dei migliori d'Europa. Sta tenendo fuori Olivera, ma avere 2 alternative di questo livello è solo un vantaggio per il Napoli. Dall'altro lato, confermatissimo Politano, che con la sua qualità e la sua capacità di saltare l'uomo resta un'arma fondamentale. In difesa si va verso la solita linea a 3, con Di Lorenzo, Ramani e Buongiorno. 3 giocatori solidi, con leadership e capaci di dare sicurezza. E tra i pali ci sarà ancora Meret, nonostante le voci sul rinnovo. Questa è la probabile formazione e vi dico la verità, mi convince molto. Il Napoli ha trovato un'identità e ora deve dimostrare di saper vincere anche queste partite, senza sbavature. Il Venezia verrà qui senza nulla da perdere e vorrà fare la partita della vita. Noi dobbiamo essere bravi a metterla subito sui binari giusti, senza abbassare il ritmo e senza cali di concentrazione. Ora voglio sapere da voi, vi convince questa formazione? E infine aggiornamenti sul rinnovo di Meret. Ragazzi, la situazione del rinnovo di Meret continua a far discutere e non lascia indifferenti. Il Napoli ha messo sul tavolo un prolungamento fino al 2026 con opzione per il 2027, ma il portiere friulano non sembra convinto perché lui vuole un contratto più lungo che gli dia certezza sul futuro. È una mossa che fa riflettere e che lascia intendere che il club voglia mantenere flessibilità per valutare altre opzioni nei prossimi anni. In altre parole, se il Napoli crede veramente in Meret, perché non offrirgli un rinnovo che lo tenga legato a lungo termine? D'altra parte, il giovane portiere ha mercato alle spalle ed è seguito da club esteri, perché a 26 anni ha ancora margini di crescita e ha già dimostrato di saper reggere la pressione in una città come Napoli. La cifra proposta di 2,5 milioni l'anno non sembra il problema vero, il nodo è tutta la durata del contratto. Il club vuole decidere anno per anno, lasciando una porta aperta nel caso in cui un'offerta interessante arrivi da qualche squadra, mentre Meret vorrebbe avere stabilità e sicurezza per il lungo periodo. Questa differenza di vedute genera davvero un dilemma. Da una parte il Napoli potrebbe voler tenere il portiere come asset strategico per costruire il futuro della squadra e dall'altra forse c'è chi pensa che se la società non si impegna a lungo termine, allora si apre a possibilità che qualcun altro lo osservi e possa portarlo via. Io mi chiedo se questa scelta sia una strategia per non legarsi a vincoli troppo lunghi, oppure se nasconda qualche dubbio sulla continuità di Meret con il progetto partenopeo. La storia di Meret nel Napoli inizia dall'arrivo in estate 2018, quando il club lo acquistò ai tempi di Carletto Ancelotti, e da allora ha avuto momenti di grande spessore, ma anche oscillazioni. Se il club non punta su un rinnovo lungo, forse significa che non è del tutto convinto che Meret possa essere il titolare incontrastato per i prossimi anni, oppure vuole tenergli aperte le opzioni in vista di futuri investimenti. È una scelta delicata che potrebbe influenzare l'equilibrio in porta e nella gestione della squadra in generale. E allora mi rivolgo a voi tifosi. Cosa ne pensate?
Meret merita un rinnovo più lungo per sentirsi veramente parte integrante del progetto? O va bene che il Napoli si prenda del tempo per valutare ogni opzione? Secondo me il portiere deve avere garanzie sul futuro, perché se i club stranieri iniziano a interessarsi a lui potrebbe essere difficile fermare un eventuale esodo. Voi che ne dite, ragazzi? Grazie per l'attenzione, tifosi azzurri, e alla prossima, con maggiori informazioni su tutto quello che sta succedendo in casa Napoli. Forza Napoli sempre, e tutto per lei.